siamo affezionati a questo posto, nel senso che ci abbiamo messo l'anima per ripulirlo, per costruirlo, per dargli un aspetto vivibile per tutte le iniziative, però l'anima del collettivo non sono le quattro mura, ma è il contenuto di idee, di cultura e di attività che si fanno dentro, e questo rimane, anche se ci sgomberano. Un mese di assemblee, notti insonni, tanto entusiasmo nel raccogliere la sporcizia, così come nell'organizzare concerti, dibattiti, cineforum, presentazioni di libri. L'occupazione, durata dal 27 dicembre al 28 gennaio dell'ex sede Telecom di via Dandolo a Treviso, dietro la stazione ferroviaria, ha animato un lungo dibattito in città tra favorevoli e contrari. Un'iniziativa portata avanti dal collettivo ZTL Wake Up, un gruppo di giovani con in tasca pochi soldi ma molte speranze e un obiettivo ben preciso. Il nostro sogno è vedere che la gente cominci innanzitutto a pensare al fatto che ci sono questi posti che possiamo riutilizzarli invece di costruire cose nuove che poi verranno lasciate là. Al loro fianco anche tanti trevigiani, esponenti di varie associazioni, semplici cittadini e genitori, dapprima titubanti, poi sempre più coinvolti dalla convinta adesione dei loro figli. Siamo totalmente d'accordo sul fatto che esistono dei vuoti a Treviso che devono essere riempiti comunque. Questi giovani hanno cominciato a riempire uno di questi vuoti, una cosa abbandonata da un sacco di tempo, in condizioni di degrado estremo, piena di sporcizia. Loro l'hanno fatto diventare un punto di ritrovo estremamente interessante. E cerco di dargli una mano perché trovo veramente importante il fatto che questi giovani abbiano un posto dove radunarsi, trovarsi. Mi sembra proprio che non facciano niente assolutamente di male, anzi era una cosa che mancava qui a Treviso e manca tuttora. Un'esperienza terminata bruscamente con lo sgombero da parte della polizia, disposto dal prefetto su richiesta della proprietà dello stabile, ma sollecitato anche dal comune, nonostante le proteste dei ragazzi e la successiva manifestazione. Venire qua ad occupare contra legem i fabbricati della città di Treviso, io non lo tollererò mai. Noi ci aspettavamo che ci lasciassero trattare con la proprietà come il garante aveva fatto. È una proprietà privata, lo sappiamo benissimo, ma noi è un posto che è vuoto comunque da 20 anni, per cui non è che ci stavano facendo niente, e era in corso una trattativa che l'amministrazione ha cercato di fare di tutto per interrompere. Secondo me stanno proprio sbagliando tutto, nel senso con questi metodi repressivi come lo sgombero, che è stata una cosa assolutamente incredibile. Erano in 5 dentro, c'erano 40 carabinieri armati. Stanno proprio facendo in tutti i modi in modo che la popolazione, soprattutto i giovani, abbiano paura di fare cultura e di informarsi liberamente. Abbiamo imparato a fare un impianto elettrico piuttosto che imparato a costruire, a fare muratura, tutte queste cose qui. Si può migliorare tutto anche dal punto di vista organizzativo degli eventi. Eravamo tutti ragazzi alle prime armi e magari le prossime volte riusciremo a fare meglio. Il collettivo ZTL Wake Up non muore assolutamente, perché l'idea rimane, non è lo spazio che fa le idee e le persone, anzi siamo noi che dobbiamo ricrearci lo spazio e riproporre sempre la nostra idea. Un collettivo nato nel giugno scorso con l'idea di recuperare gli 81 spazi vuoti della città di Treviso censiti da Italia Nostra, luoghi di proprietà pubblica e privata abbandonati e spesso degradati come l'ex campetto delle Stiore o il bastione Camuzzi. L'iniziativa sugli spazi è cominciata più di un anno fa con la rete Facciamoci Spazio, che aveva già provato ad avere un dialogo senza passare per l'occupazione pratica, ma non ci sono stati risultati. Allora il passaggio è stato quello di occupare, che ovviamente l'atto di occupazione è illegale, però come si è dimostrato non è stato un problema di tipo di ordine pubblico. Abbiamo subito detto alla polizia che noi saremmo stati dentro 3 giorni. Abbiamo pulito il più possibile il posto, dato che comunque anche questo è un punto nevralgico tra gli spazi abbandonati in città. Pare che vogliono buttare giù, che la proprietà ci voglia fare qualcosa, ma tra l'altro sappiamo che è protetta dalla sovrintendenza quest'area, perché comunque è un bastione storico, per cui in realtà non abbiamo notizie sul da farsi. Quello che noi speriamo è che possa diventare un'area verde e aperta a tutta quanta la cittadinanza.
Ma i ragazzi non si arrendono, nonostante le resistenze da parte dell'amministrazione comunale, che ha bollato tutte le iniziative del collettivo Zona Temporaneamente Liberata come troppo politicizzate. Quelle associazioni hanno una colorazione particolare, per cui possono diventare un centro di raccolta di no global, di centri sociali. Io ho a Treviso associazioni di ogni tipo, sportive, culturali, ho stadi, ho palestre, ho piscine, quindi c'è spazio per tutti. Ma il Vangelo secondo Gentilini dice che chi viola le leggi non avrà nessun rapporto col sindaco e con l'amministrazione comunale. Anche se non tutti la pensano così. Questi ragazzi non sono né di destra né di sinistra, sono giovani che vogliono degli spazi, che vogliono cultura, che vogliono tolleranza. Gli si risponde con i cani, con i blindati, con la polizia in assetto antisommossa, gli elicotteri per sgomberare 10 ragazzini. Quello che abbiamo scritto come titolo di un appello che abbiamo lanciato è che non si occupa un vuoto, si riempie un vuoto. Questi giovani hanno riempito questo vuoto.